Un buongiorno e ben ritrovati cari telespettatori e telespettatrici, una buona domenica. In tuta e scarpe da ginnastica verso il bivacco Vueric, 3 ventunenni stranieri sono stati soccorsi la scorsa notte, avevano perso il sentiero e si erano fatti cogliere dal buio senza imbragatura né pile frontali. Volevano raggiungere il bivacco Luca Vueric per trascorrervi la notte attrezzati con cibo e sacchi a pelo ma con calzature sportive da città. I 3 escursionisti residenti in Germania, tutti del 2001 che erano partiti nel pomeriggio di ieri, probabilmente molto tardi, sono stati soccorsi la scorsa notte dalla stazione di Cave del Predil del Soccorso Alpino e dalla Guardia di Finanza. Gli 8 soccorritori, divisi in 2 squadre, si sono portati in quota a piedi in circa un'ora e mezza di cammino e hanno poi individuato i ragazzi seduti tra le rocce a circa 2300-2400 metri di quota a margine del sentiero attrezzato della catena del Montasio Ceria Merlone. Avevano inizialmente seguito proprio questo sentiero, ma poi a causa del buio avevano perso la traccia e si sono trovati impauriti senza imbracatura né casco, in tuta da ginnastica e con calzature non adeguate. Spaesati e disorientati, senza torce frontali, hanno dunque allertato i soccorsi. Una volta raggiunti sono stati dotati di imbragature legate alla corda e accompagnati lungo il sentiero di rientro da cima di Terrarossa. L'intervento si è concluso alle 3:40 della scorsa notte. La fama del bivacco Luca Vueric e la sua apparente facilità di accesso, spiegano dal Soccorso Alpino, rendono questo bivacco fortemente richiesto anche da persone che sottovalutano il percorso di avvicinamento che va sempre e comunque affrontato, si raccomanda, con tutte le attrezzature del vestiario necessarie al contesto di montagna, ma anche valutando attentamente i tempi di percorrenza in base alla propria esperienza e alle proprie capacità. Vedevano alcolici in lattine e bottiglie refrigerate nonostante la nuova ordinanza lo vietasse, per questo la polizia locale di Udine è intervenuta in un mini market di Borgo Stazione sanzionando il titolare e sequestrando la merce. In viale Palmanova intanto nuova operazione antidroga. 400 euro di multe, 200 fra lattine e bottiglie di alcolici sequestrate dalla polizia locale. È il primo provvedimento dopo l'ordinanza del sindaco Fontanini che ha rimodulato le chiusure dei locali presenti nella zona di Borgo Stazione. Nel caso specifico ad essere sanzionato è stato un mini market che aveva messo in vendita, anche questo vietato dalla nuova ordinanza, sostanze alcoliche refrigerate. In barba a chi ci definisce sceriffi, ha commentato l'assessore alla sicurezza Alessandro Ciani, stiamo cercando di considerare quei residenti che prima del nostro mandato, in 15 anni, sono stati dimenticati. Anzi, l'esponente della giunta Fontanini promette che la presenza soprattutto nelle ore serali della polizia locale sarà rinforzata, visto che c'è in progetto di far fare più straordinarie al personale. Agenti che hanno poteri limitati, secondo Ciani, visto l'attuale quadro normativo, che molte volte annulla il grande lavoro effettuato anche sul fronte dello spaccio. Ultimo sequestro in viale Palmanova, dove ad uno straniero sono stati sequestrati 100 grammi di droga. Si tratta per lo più, sostiene Ciani, di episodi di microspaccio che dimostrano come purtroppo l'offerta di droga è tanta perché molta è la domanda. Disagi questa mattina per coloro che dovevano viaggiare sulla tratta ferroviaria Trieste-Venezia. A metà mattinata si registravano ritardi di circa mezz'ora per i treni provenienti da Trieste, diretti appunto nel capoluogo veneto, a causa di un intervento delle forze dell'ordine nella stazione di Cervignano, dove una donna straniera in stato confusionale era stata segnalata a vagare sui binari. Una volta intercettata la persona è stata soccorsa e la linea ferroviaria è stata riaperta. Nuove risorse sono state pianificate per la gestione dell'emergenza Covid, ad annunciarlo l'assessore regionale Barbara Zilli. Abbiamo aggiornato la nuova pianificazione finanziaria con l'assegnazione di 3,36 milioni di euro per rafforzare le capacità del sistema sanitario di rispondere alla crisi provocata dall'emergenza epidemiologica. Lo afferma in riferimento alle modifiche al POR FESR 2014-2020 l'assessore alle finanze Barbara Zilli, dopo che la Giunta regionale ha dato il proprio assenso alla revisione del piano finanziario analitico. La decisione della Commissione europea, spiega Zilli, aveva portato ad ampliamento delle capacità di rendicontazione sugli assi del rafforzamento della ricerca e dell'innovazione e della promozione della competitività delle piccole e medie imprese, rispettivamente di 8 e 12 milioni. Sulla base di queste indicazioni, aggiunge l'assessore, abbiamo messo mano a una riprogrammazione e una più efficace allocazione delle disponibilità finanziarie, recuperando risorse dalle procedure esaurite in favore di quelle che invece necessitano di copertura finanziaria.
1,9 milioni di euro vengono destinati all'edilizia scolastica per compensare l'incremento dei prezzi, 1,2 milioni di euro alle strutture sociosanitarie, sempre per l'aumento dei costi, 700.000 euro per integrare il contributo a 2 progetti del comune di Pordenone, 400.000 euro per il rafforzamento amministrativo interno dell'amministrazione regionale. Dopo oltre 1000 chilometri, la Fiaccola, che ha celebrato i 150 anni dalla nascita del Corpo degli Alpini, è approdata a Trieste, scortata da 50 staffettisti. Vediamo i dettagli nell'ultima tappa partita da Udine, che ha onorato tanti luoghi della memoria. La Fiaccola Alpina ha concluso la sua corsa a Trieste dopo essere partita da Udine, dalla caserma di Prampero, sede storica del Comando Brigata Alpina Giulia. Una corsa iniziata il 6 giugno da Ventimiglia. La staffetta ha sostato in religioso silenzio all'interno della sede Cimeli della Giulia, per poi iniziare la marcia verso il capoluogo regionale, dando l'appuntamento a tutti gli alpini d'Italia dall'11 al 14 maggio 2023 per la 94esima Dunata Nazionale, che sarà ospitata a Udine. Quindi dal capoluogo friulano la staffetta è partita verso Trieste, passando da Cargnacco, e ancora è entrata nella splendida città di Palmanova attraverso Porta Udine e poi avanti per sostare nella Basilica Patriarcale di Santa Maria Assunta di Aquileia. I corridori hanno proseguito lungo la statale 14, che passa all'interno del Sacrario Militare di Re di Puglia. Dopo il Sacrario, la staffetta ha reso gli onori al monumento ai caduti della Divisione Alpina Giulia al Parco delle Rimembranze di Gorizia. L'ultimo tratto, nell'ultima tappa in provincia di Trieste, è iniziato da Villa Opicina. L'ultima staffetta, composta dalle Penne Nere dell'Ottavo e dai Baschi Neri di Piemonte, oltre agli instancabili amici dell'ANA delle sezioni di Trieste e Udine, è scesa all'altopiano carsico che sovrasta Trieste, passando prima per il santuario di Montegrisa e poi al castello di Miramare. La staffetta a Trieste ha visto arrivare in piazza Unità più di 50 staffettisti. Nel capoluogo regionale gli alpini sono sempre stati numerosi e anche l'affetto dimostrato all'arrivo della staffetta da parte dei triestini scesi in piazza Unità testimonia l'attaccamento alle Penne Nere. Ad accogliere la staffetta tra le autorità il sindaco di Trieste di Piazza. Banali, sporadici, esuberanti episodi, magari strumentalizzati e agitati ad arte, non possono macchiare gli alpini e chi ha dato la vita per la patria. Così il primo cittadino che ha fatto riferimento alle polemiche seguite alle presunte violenze in terra romagnola nell'ultima Dunata Nazionale. Un gruppo di lavoro permanente per contrastare la violenza di genere, questo è quanto attivato dalla prefettura di Pordenone. Contro la violenza di genere, le istituzioni del Friuli Occidentale fanno squadra attraverso uno specifico gruppo di lavoro in sede di conferenza provinciale permanente. Questo osservatorio, coordinato dalla prefettura e composto da rappresentanti dell'autorità giudiziaria, delle forze dell'ordine, dei comuni degli ambiti socioassistenziali e dell'ASFO, sarà integrato con la presenza degli enti e delle associazioni coinvolte e avrà compiti di raccolta e analisi dei dati territoriali sul fenomeno per calibrare le iniziative di formazione, intervento e sostegno, rapportandosi poi con l'osservatorio regionale e gli altri attori operanti sul territorio. Il gruppo, che già oggi si è riunito per tracciare le strategie future, avrà come missione quella di mettere a sistema i diversi progetti e le iniziative, implementando le forme di collaborazione e sinergia della rete di protezione interistituzionale già presenti. Questa proposta, fanno sapere dalla prefettura di Pordenone, accolta con favore da tutti i partecipanti, consentirà di agire secondo un modulo operativo snello che a cascata includerà il prezioso contributo dei numerosi soggetti impegnati su questo fronte. Il gruppo di lavoro si riunirà con cadenza periodica trimestrale a partire da settembre. 30.000 persone per il concerto di Jovanotti, che ha incantato i suoi fan per un concerto fiume, trovando il tempo di celebrare una coppia che convolerà a nozze a settembre. Questa sera si replica Lignano invasa da turisti come in alta stagione. Su uno dei 3 palchi è seduto anche un certo Gianni Morandi. Lorenzo Cherubini, semplicemente Jovanotti, ha colpito ancora. Il caldo africano non ha arginato la voglia di vedere colui che 40 anni fa iniziò a muovere i primi passi su una console in una discoteca di Cortona. Ne ha fatta di strada il colorato Lorenzo, colorato come i suoi fan che non hanno voluto mancare al Jova Beach Party, almeno 30.000 a cantare e ballare sulla spiaggia lignanese, dove sono stati allestiti 3 palchi, 3 rampe di lancio per celebrare le esibizioni spettacolari, pronte a coinvolgere il pubblico ma anche ospiti, punte di diamante della musica italiana come un certo Morandi, con Apri tutte le porte, successo di Sanremo scritto proprio da Jovanotti. Jovanotti per qualche minuto ha voluto fare un'anteprima del matrimonio di 2 ragazzi padovani, la storia di Giulia e Gianluca, sposi ufficialmente il prossimo 9 settembre e quasi sposi ieri a Lignano con Cupido Lorenzo Cherubini alias Jovanotti, che a metà pomeriggio ha celebrato un'anteprima delle loro nozze sul palco Contichi della festa in corso a Lignano Sabbiadoro. Che il mare, il sole, la luna e tutto il nostro affetto vi proteggano sempre, è l'augurio di Jovanotti, che a loro ha dedicato una strofa di A te.
Uno spettacolo multimediale di danza, prosa e musica, è Pasolini 100, che ha debuttato nel capoluogo friulano nell'ambito di Telefriuli Estate. In una loggia del Lionello Gremita ha debuttato Pasolini 100, creazione di teatro-danza prodotta da Collettivo Terzo Teatro di Gorizia nell'ambito di Udine Estate. 6 quadri fortemente evocativi, legati dalla voce recitante di Michele Costabile, hanno richiamato il mondo del poeta di Casarsa, tradotto in danza da un pool internazionale di coreografi, coordinati artisticamente da Elisabetta Ceron. Il lavoro, itinerante, ha debuttato a Udine, con replica a Pordenone e Nova Gorica, coinvolgendo 26 giovani danzatori emergenti della regione e della Slovenia. L'idea, condivisa con l'attore udinese Massimo Somaglini, che ha curato scelta e adattamento dei testi, è stata concepita affinché danza e parola si alternino o condividano l'azione per arrivare alla messa in scena di un unico spettacolo multimediale di danza, prosa e musica, che ha così messo a frutto gli esiti di 2 laboratori incentrati sui romanzi di Pierpaolo Pasolini, Ragazzi di vita e Una vita violenta. Il lavoro ha rispettato l'ordine cronologico dei libri e quindi il modificarsi della scrittura da un romanzo all'altro e la sequenza emotiva del racconto che, pasolinianamente, procede inesorabile verso la morte. Più concettuale e astratta, anche nella partitura musicale, la parte conclusiva della coreografia ispirata al personaggio principale del romanzo Una vita violenta, Tommaso Puzzilli. La web Gesteco Cividale comunica con soddisfazione il prolungamento del contratto esistente con coach Stefano Pillastrini, che siederà sulla panchina ducale fino al termine della stagione sportiva 24-25. Coach Pilla, che nell'estate del 2020 ha sposato con entusiasmo il neonato progetto Eagles, è stato il principale artefice della recente promozione dalla Serie B alla Serie A2 della web. La sua conferma va di pari passo a quella dello zoccolo duro della squadra. Abbiamo ritenuto doveroso ripartire da Cospilla, dice il presidente Davide Micalic, un maestro di basket che ha voluto salire a bordo con noi 2 anni fa, quasi a scatola chiusa, e che ci ha portato in Serie A in neanche 24 mesi di vita. Aurora Berton, Mirko Zanni e Alice Mizzau, FVG protagonista ai Giochi del Mediterraneo in corso a Orano, e altre soddisfazioni potrebbero ancora arrivare. 2 ori, uno nel sollevamento pesi con Mirko Zanni e uno nella velocità con Aurora Berton. E non è tutto qui. Gli atleti regionali in gara ai Giochi del Mediterraneo hanno regalato grandi soddisfazioni ieri a Orano, in Algeria. Il pordenonese Mirko Zanni, bronzo olimpico di Tokyo, si è confermato ad altissimi livelli, ha conquistato l'oro nello strappo, categoria fino a 73 kg con 150 kg, e il bronzo nello slancio con 177 kg, nuovo record italiano. Nel nuoto c'è una Mizzau di nuovo competitiva, la codroipese è giunta terza nei 200 stile libero. L'atletica poi vede l'Italia ancora al top, oro sia al maschile che al femminile per i quartetti azzurri della 4%. Tra le donne sorridono Irene Siragusa, Gloria Hooper e Ioannelis Herrera Abreu, ma anche nel quartetto la palmarina Aurora Berton, insieme hanno battuto Francia e Cipro. Bene, finisce qui il nostro telegiornale. Un saluto al nostro triplete in regia, ovvero sia Snidero, Caramaschi e Bassi. Non mi resta che augurarvi un buon pranzo. Se dovete pranzare, noi ci rivediamo più in là. Arrivederci.